Allora, Raffaele Fantin, titolare Energetica SRL, tecnico commerciale, progettare una casa che abbia un alto comfort abitativo. Qui parliamo tanto, come diceva appunto l'architetto, di riscaldare quanto di raffrescare la casa. Un cuore pulsante praticamente, un cervello interno all'abitazione che consenta poi di fruire di tutti questi progetti che sono stati fatti, senza i quali non è possibile andare avanti. Di che cosa vi occupate? E incominciamo dalla storia. Energetica SRL, quando nasce? Energetica SRL, se andiamo a vedere quando è stata costituita la società, 15 anni fa. Però la storia di Energetica viene da circa 25-30 anni. Energetica nasce da un mio lavoro di rappresentanza, con molte ambizioni, dove 25 anni fa andavo per cantieri, studi di progettazione, installatori idraulici a proporre due cose che sono storicamente in questo momento di dominio pubblico. Cosa vorrebbe dire? Caldaia a condensazione e immaginiamo 25 anni fa. 25-30 anni fa parlavo di caldaia a condensazione. Una sfida proprio. È una bella sfida perché l'energia per noi e per Energetica, per me come persona, è un'ambizione, è l'obiettivo, la bolletta. La misuri con la bolletta. Quindi parlare di condensazione, caldaia a condensazione 30 anni fa era quello di migliorare il comparto delle caldaie attuali in quel contesto di circa un 20%, cioè di energia non sprecata, diminuire le bollette di un 20%. E si parlava anche in quel contesto di un'altra bella cosa che è diventata di dominio pubblico, per fortuna, perché insomma certe cose arrivano nella storia e fanno delle cose, migliorano, no? Ed era il pavimento radiante. Quindi consideri che 25 anni fa, 30 anni fa, andavo per cantieri a parlare di pavimento radiante quando avevamo progettisti, architetti e installatori idraulici che non ne volevano sapere, ma avevano i committenti che sono i primi che hanno proprio i sentori di dire ma forse c'è qualcosa di buono là, e i committenti sì, lo volevano. Io mettevo insieme queste due cose perché condensazione a bassa temperatura, grande prestazione di una caldaia, e la bassa temperatura sull'impianto a pavimento altrettanto, quindi era un binomio che si doveva portare avanti. Infatti nel mercato, se lo guardiamo ora o se lo guardiamo circa un decennio, 6-7 anni fa, era il classico modo per progettare un edificio di nuova costruzione, certo, o ristrutturazione che sia. Dopodiché è nata Energetica 15 anni fa per ampliare, cioè dare ancora più spazio a questa grande ambizione dell'energia, e quindi è nata una struttura, siamo organizzati con il prevendita, ufficio tecnico, post vendita, avviamenti, collaudi e via dicendo. Ma questa non era l'ambizione. L'ambizione era quella di creare un ambiente. Quindi Energetica è anche centro didattico, oltre che essere un ufficio, dove tu vai proprio a misurare concretamente ciò che nella termotecnica in questo momento, a mio avviso, manca. Non c'è. Noi stiamo progettando impianti, e parlavamo prima anche con l'architetto, con tutti gli ospiti presenti, Marco Callegaro, che c'è la necessità di progettare impianti che siano integrati sugli edifici. E se noi andiamo a vedere, ci dovrebbe essere, anche se la regia mette in onda, una slide che parla delle strutture e dei serramenti, come è stata l'evoluzione tecnica di quel periodo, no? E di questi due segmenti. Se andiamo a vedere 30 anni fa, 40 anni fa, le costruzioni parlavano di un immobile, eccola qua, la vedete. La prima in alto è la costruzione tipica di 30 anni fa, 35 anni fa, con una resistenza termica pari a 0,47. Spiego ai telespettatori cos'è una resistenza termica. Sarebbe ciò che il muro riesce a contenere come dispersioni, e tutto il resto dopo lo butta fuori, lo spreca e c'è da reintegrarlo praticamente.
Ma se 25 anni fa facevamo muri da 0,47, attualmente li facciamo a 0,16, vuol dire che abbiamo diminuito per 3 volte in meno gli sprechi. Questo vuol dire. Se guardiamo a destra, sempre per gli telespettatori che ci stanno seguendo, le slide del vetro. Siamo partiti da vetro singolo 5 punto qualcosa a un vetro triplo a 0,7. Quindi se uno immagina com'è stato questo percorso trentennale, ci viene da dirti che effettivamente c'è stata un'evoluzione tra edilizia, costruzione meccanica e serramento. Certo, sì, sì. Domanda: la stessa evoluzione è avvenuta anche negli impianti? E questa è la domanda, per quello è sorta energetica, perché la risposta è stata no. Infatti energetica, il suo centro didattico parla molto di pompe di calore e monitoraggi dei stessi, soffitto radiante, climatizzazione invernale ed estivo da soffitto radiante, controllo dell'umidità e tante altre cose. Infatti un'evoluzione che può avvenire all'interno della termotecnica e può avvenire solo attraverso una semplice cosa: monitorare ciò che fai. Se la termotecnica, e se ci sono termotecnici che si stanno guardando, il consiglio che io do anche agli architetti stessi, di andare a verificare lo stato di comfort, che sarebbe nel titolo della trasmissione, è abitare meglio, quindi stato di comfort. Come sta il mio cliente dopo aver edificato questo involucro con questi impianti? Punto di domanda. Consumando meno. E qua arriviamo proprio al nocciolo della questione, perché consumando meno vuol dire andare a verificare attraverso controlli o da remoto o farci dare le bollette dal cliente se abbiamo raggiunto questo obiettivo, sì o no. Allora Energetica ha un po' invertito la rotta, monitora da circa un decennio, per vedere se quello che avete applicato. Ma siccome si parla anche di durabilità nel tempo degli interventi, io posso capire quando c'è un Calgario Costruzioni costruirà in un certo modo sulla base di un certo progetto, uno auspica che poi il modo di costruire possa durare nel tempo. Quando parliamo invece, e idem per gli infissi, per carità ci sarà un vetrocamera più o meno e così via, e le coibentazioni. Quando parliamo di queste apparecchiature, qua lei dice caldaia e condensazione, già sappiamo che poi andranno fuori mercato quelle a gas, ci saranno queste nuove caldaie e condensazione ancora in progettazione, eccetera. La durabilità nel tempo, quando parliamo anche di tecnologia, chi è che mi aveva parlato di tecnologia? Lei architetto. Qui è già più difficile perché la tecnologia, penso che voi lo sappiate bene, si evolve costantemente e gli investimenti anche per una banalissima caldaia e condensazione sono molto importanti per il cliente. Certo. Quindi come si coniugano? Ma io prima ascoltavo che è sempre importante il budget. Prima si diceva certo, assolutamente, che è molto importante il budget. Questo non va d'accordo con ciò che dura. Non va proprio d'accordo sta roba. E dobbiamo quindi, ed è una riflessione che facciamo spesso con questi amici che siamo qua questa sera, ciò che dura poco dà poche prestazioni. Perché? È semplice la risposta. Ciò che costa poco. Sì, ciò che costa poco, scusate. Ciò che costa poco dura molto poco nel tempo. Perché? Perché è altamente stressato. È una tecnica che è altamente sollecitata, per esempio, tra tantissime accensioni e spegnimenti, per esempio, cose piccole, contenute, quindi quando tu fai una cosa piccola e contenuta dura quel che dura. Quindi il budget deve sempre quadrare, a mio avviso, se posso, mi collego alla discussione di prima, il budget deve sempre allinearsi con una grande riflessione sulla durata nel tempo di questi prodotti che noi stiamo applicando. D'altronde una casa, quando tu la vai a fare, qualsiasi materiale vai ad adoperare,
non pensi di darla a ricostruire fra 10 anni. Auspichi proprio di no. No. Allora, minimo dai una durabilità di questo involucro e quindi questo tuo investimento di una quarantina, cinquantina d'anni. Storicamente è ciclica in questa maniera, insomma, le A ristrutturazioni. meno che in Europa non decidano qualche cosa di nuovo e straordinario. Allora, quando tu metti nel mercato una tecnica nuova, che possono essere anche le pompe di calore o qualsiasi altra tecnica nuova, perché vogliamo fare, non so, i green, gli ecologici e via dicendo, in un contesto nazionale dove effettivamente fino a 10 anni fa non sapevamo neanche cosa fossero, c'è poco da imparare. C'è veramente poco da imparare e poco da scoprire in questa terra nazionale. Infatti noi ci siamo sempre rivolti come Energetica a partner sia di caldaia a condensazione, che la condensazione non è nata in Italia, è nata nel nord Europa. Quindi voi siete consulenti, perché acquistate prodotti non fatti da voi ma fatti da terzi, Certo. scegliendo i migliori prodotti Sì, del mercato. grazie della domanda. La figura di Energetica chi è e cosa fa? La figura di Energetica cerca di sviluppare soluzioni di impianto, se c'è e la domanda mia è sempre provocatoria, ogni volta che ci incontriamo con l'architetto, costruttore, anche con Enrico, domando sempre, se costruite bene, se fate bene il vostro involucro e non serve l'impianto, a posto, tutto di guadagnato. Quello sarebbe. Ma ci siamo appena detti che per esempio d'inverno ne serve poco, giusto? Ma d'estate diventa importante. Allora serve questo impianto. Allora, cosa fa Energetica? Energetica mette insieme un bagaglio di esperienze che proviene da questi monitoraggi, un bagaglio di ricerche anche che proviene da analisi di mercato, dove nasce la pompa di calore per esempio. Non nasce in Italia, nasce nel nord Europa 70 anni fa. 70 anni fa... E quindi noi ci portiamo una roba vecchia? Noi stiamo facendo un po' di confusione, forse fra un decennio saremo in grado di poter dire cos'è una pompa di calore e avremo costruttori italiani in grado di poterlo anche affermare, ma fra un decennio, non ora. Ora siamo un po' all'inizio. Ma adesso, perché la cosa che mi ha lasciato un po' così è il fatto di raffrescare. Io sto pensando alle costruzioni, anche a livello personale, costruzioni di una volta, la casa dei nonni, con questi bei mattoni grandi che erano sassi, case vecchie, sta freschissimi d'estate, tutto sommato d'inverno non si sta male, si danno le scaldatine perché le pareti sono talmente grosse, ci metti dei buoni infissi e la casa è ipercoibentata. Diceva però c'è il problema di raffrescare, però una casa bella, fatta bene, coibentata, con una muratura adeguata, devo chiedere a lei, anche d'estate non è che non necessariamente deve essere bene aria condizionata, che mi sembra un po', non è neanche troppo salutare. Cioè, a meno che non hai il soffitto rasato, qui non c'è neanche una camera d'aria che ti possa isolare dall'esterno, ma non è anche un modo di, questo dicevo, il modo di abitare, di concepire l'abitazione, che dobbiamo anche rivederla dopo un periodo di vizi e stravizi, cioè siamo abituati ad avere l'aria condizionata a manetta, abituati ad avere il riscaldamento altissimo, cioè, trovare un modo di vivere più naturale, cioè non dovremmo aver bisogno sempre dell'energia, vuoi che sia energia elettrica, termica, cioè, ma perché la casa mi dovrebbe costare niente sostanzialmente, o no? E quindi trovare un sistema anche vostro, intelligente, che possa aiutare in questo senso. No, allora qua ha affrontato più aspetti. Sì, lo so. Uno è molto legato alla cultura. Le case di una volta che avevano i muri pieni di 50-70 centimetri e via dicendo, che erano freschissime, sì, erano fresche, però chi le abitava aveva anche una tolleranza al caldo o una tolleranza al freddo invernale molto diversa dalla nostra. Cioè, erano abituati a stare vicino alla cucina economica, avere 24 gradi e le camere fredde. Erano abituati ad abitare in edifici
che avevano anche i 27, 28, 29 gradi, con finestre e porte aperte, un po' di passaggio d'aria, e quella era la climatizzazione. Certo. Boh. Adesso il contesto non è più così. Il contesto, che vi racconto proprio per esperienza nostra, maturata, visto che monitoriamo quasi tutti i nostri impianti, il grado fa la differenza. Cioè, clienti e committenti che se c'è un grado in meno d'inverno siamo vicini al congelamento. Se c'è un grado in più d'estate sta arrivando il Sahara. Cioè è proprio la cultura e la preparazione, quindi il saper abitare non è solo il saper abitare su dei dati oggettivi rilevati da centraline, numeri, tassi di umidità, ma anche il saperla culturalmente abitare. Se ti metti un maglione in più e se apri un po' di più la casa, magari nel versante dove di solito passa l'aria, quel grado non fa difetto, ma ti toglie un bel po' di spesa energetica dalla bolletta. Certo. Boh, quindi è un discorso legato alle abitudini. Sì, volevo confermare, sì, appunto, anche perché siamo chiamati, anche per questo noi, volevo confermare un po' quello che diceva Raffaele, che anche le aspettative sono molto alte delle persone che vivono all'interno di questi fabbricati, di queste prestazioni elevatissime, quindi siamo qui anche per questo, no? Per parlare di comfort abitativo, e questo non è semplice in fabbricati dove sono molto isolati, moltissimo isolati, quindi come dire, l'apporto calorico che viene dato a questo involucro edilizio non è così scontato che la soluzione a pavimento possa sempre andare bene, anzi per certi aspetti potrebbe essere anche un aspetto negativo. Infatti volevo un po' collegarmi anche alla questione del budget che parlavamo prima, perché l'aspetto impiantistico è elemento fondamentale per rispettare il budget prefissato. Infatti quello è pesante. E appunto noi come gruppo Callegaro, per coordinare tutti questi aspetti e dover stare... Quindi tutti i professionisti che sono qui presenti. Insieme a tutti i professionisti e ai progettisti, dobbiamo trovare delle soluzioni, quindi come giustamente diceva prima Raffaele, non bisogna mai cercare di risparmiare nei motori, nelle cose che fanno funzionare nel tempo e che fanno durare nel tempo il fabbricato. Ma volevo appunto dare così un ricordo a Raffaele, dove ci siamo abbiamo iniziato a collaborare insieme circa 15 anni fa, dove avevamo appunto queste sfide da superare, e con le pompe di calore su un intervento che abbiamo fatto, una ristrutturazione di un fienile, quindi vi lascio immaginare dal punto di vista energetico era un colabrodo, e eravamo partiti con la classica soluzione di pompa di calore e impianto a pavimento, e con Raffaele abbiamo cominciato a studiare se andava bene questa soluzione assieme ai progettisti in questo anche fabbricato che aveva anche un valore così estetico, anche perché l'abbiamo recuperato, cioè non potevamo fare quello che volevamo, quindi avevamo trovato una soluzione che avevamo spostato l'impianto dal pavimento alla parete. Alla parete. Ecco, io con questo si apre tutto un capitolo, perché secondo me qua diventa interessante. Si apre sia il capitolo budget, quindi come fare, sia il discorso di tipologie di interventi. E lì sì, per chiudere il ragionamento, che lì siamo riusciti non solo a contenere il budget, ma anche a stare sotto a quello che c'eravamo. Infatti qua diventa interessantissimo. Il tempo è volato letteralmente. Sì, lo so che Enrico Scapocchi vuole fare un intervento, ma siamo proprio fuori tempo massimo. La battuta finale, cosa doveva dire? Parlando di isolamento termico e di grado, mi ricollego a Raffaele, il coibentare le case e garantire il contenimento energetico non è più come una casa di una volta, sì, muri molto spessi ma massivi. La temperatura oggi con la coibentazione che dobbiamo andare a fare, i 20 gradi sono in tutti i punti della casa, non
puntuali e noi due facciamo molti seminari in giro per l'Italia, e quel giorno che mi ha detto Enrico, ma ti ricordi nel 2000 il massimo isolamento termico che davi per le coperture, qual era il 3? E adesso il 20, quindi capisci, no? Che si è ampliato tanto. No, nel piano di ragionamento degli impianti mi ha colpito questa cosa qua. No, assolutamente, dobbiamo ancora parlarne, perché ovviamente qua sono tante cose che stanno emergendo e saranno i temi dei nostri prossimi appuntamenti. Tanto era molto importante conoscere i nostri interlocutori, rivedete la puntata, che così avete modo anche di riflettere, ma soprattutto io direi anche visitare i siti che riguardano le varie aziende che sono partner di questo progetto, Abitare meglio consumando meno, perché da lì si capisce anche molto. Quindi io vi richiamo e vi ringrazio della vostra partecipazione, l'architetto Ivan Jobstraibiz, progettista, coordinatore del gruppo tecnico Callegaro Costruzioni, grazie di essere stato qui con noi. Grazie a Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni titolare, grazie anche a lei. Alberto Malerba, consulente infissi per abitazioni, direttore tecnico della Malerba Infissi. Raffaele Fantin, tecnico commerciale, titolare Energetica SRL, ed Enrico Scapocchin, titolare Repac. Grazie anche a lei. Grazie. Cari telespettatori, buon proseguimento, buona serata, noi ci rivediamo naturalmente presto.